Non ci sono sorprese nella formazione del Chievo, che tenterà la grande impresa a Reggio Calabria. Come vedete, riconferme per Rigoni, per Pinzi, per Luciano e Marcolini in mezzo al campo, Esposito e Pellissier in attacco, in panchina McKinwa. L'arbitro è D'Amato di Barletta. Una partita non bella, una partita però importantissima, fondamentale direi per la scalata salvezza del Chievo. Dunque un Chievo con il 4-3-1-2 con Pinzi rifinitore, questo è il nuovo modulo di Mimmo Di Carlo, il solito 4-4-2 per la regina di Pillon. All'ultimo appello a quanto pare il tecnico trevigiano, che vediamo inquadrato in questo momento, perché se non dovessero arrivare i 3 punti probabilmente ci sarà il licenziamento dell'ex tecnico di Chievo e Treviso. Intanto però la prima conclusione di Cozza su punizione. Invece guardate cosa succede al settimo, con questa azione bella del Chievo con Pinzi che si gira, tiro debole. Pinzi insomma non è uno che conclude in porta generalmente, insomma è un centrocampista, non è una punta. Comunque è buona l'azione. Guardate invece cosa fa Sergio Pellissier, il palo dopo un minuto, anzi meno, dopo 30 secondi dall'azione di Pinzi. Il capitano Pellissier sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare va a calciare il suo tiro. Questa è la sua posizione, un diagonale perfetto ma un centimetro troppo largo, quindi palo interno, pallone che esce. Poi resta a terra Pellissier, sembra un infortunio alla spalla ma invece niente di grave, resterà al suo posto il Luciano. Guardate che azione. E poi Luce è bravissimo a non commettere fallo, ad andare sul fondo. Siamo al 14esimo, il cross dentro, Pellissier in anticipo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. È un buon Chievo in questo primo quarto d'ora. La regina non è partita bene, si fa vedere dopo 17 minuti con quest'ottima conclusione, o meglio quest'ottimo assist di Cozza per Brienza, che non riesce a trovare la porta. Comunque pericolo, come vedete, con l'ottimo tacco di Ciccio Cozza e con però la chiusura anche di Sorrentino. Qui si addormenta un po' la difesa del Chievo, perché in velocità, vedete che Mantovani non guarda nemmeno, in velocità la regina batte l'angolo e va alla conclusione, per fortuna una conclusione centrale che sorprende anche un po' Sorrentino, che poi però non ha problemi a respingere. Però un po' più di attenzione, come in questo caso. Guardate Stefano Sorrentino in netto ritardo va a farfalle su questa uscita, pallone che doveva essere suo. Comunque solo qualche brivido. E poi un momento clou del match, guardate cosa succede al 40esimo, cartellino rosso per questa pallonata, la definiamo così, di Carmona su Rigoni, e quindi il rosso diretto. È stato bravo Rigoni a non reagire, anche se andiamo a vedere, qui si vede bene quello che succede. Vedete che qui il gioco è fermo, vuole accelerare Rigoni e il centrocampista cileno classe 87 cade insomma in un gesto di nervosismo, e quindi regina in 10 per tutto il secondo tempo. E chiaramente Beppe Pillon è molto molto preoccupato. Ma con le immagini andiamo appunto nella seconda frazione. Invece si attende un Chievo magari arrembante, un Chievo che rischia di più, e invece si vede soprattutto la regina che appunto chiude con un infortunio di Brienza, che sarà sostituito da Barilla, quindi un cambio importante, perché Barilla sarà protagonista nel secondo tempo nello schema 4-4-1 in pratica, e non più il 4-4-2, perché non c'è come abbiamo detto il centrocampista Carmona. E parte il Chievo con questo scambio, con Mantovani che è bravo a mettere dentro sul portiere, non riescono ad intervenire Esposito e Pellissier. Però il Chievo non si vede qui, non si vede la mano di Di Carlo, che effettua dei cambi abbastanza logici, certo, ma non vuole, sembra, sfruttare la superiorità numerica. Cioè Bentivoglio prende il posto di Rigoni e al 19esimo McKinwa entra al posto di Esposito. E attenzione a cosa combina Barilla al 14esimo, se ne va via sulla sinistra, è molto bravo il laterale ad andarsene anche su Frey, non riesce ad intervenire nessuno difensore, va alla conclusione Barilla e ci mette la classica pezza Sorrentino. E ancora Barilla, che vediamo inquadrato in primo piano, si farà vedere al 19esimo. Intanto rivediamo invece questa azione buona del nuovo entrato nella regina, e la conclusione ancora di Barilla, questa volta invece è fuori dallo specchio della porta. Però un altro piccolo brivido con un Chievo troppo timoroso anche Di Carlo, che non rischia qualcosina, non inserisce magari la terza punta, non cambia assetto. Pinzi sempre lì rifinitore, e magari qualcosa nel ruolo di trequartista si poteva vedere, qualcosa di diverso. Comunque avrà ragione lui, ed è quello che conta, cioè il risultato. Intanto guardate questa azione, se ne va via sulla destra Pinzi, mette dentro il pallone troppo sul portiere, nessun problema per Campagnolo, siamo giusti alla mezz'ora. Poi un cambio fondamentale italiano
italiano prende il posto di Giampiero Pinzi, cambia qualcosina tatticamente, ecco qui il cambio che vedete poco dopo la mezz'ora, e Italiano sarà il grande protagonista del match, il giocatore decisivo per le sorti forse anche della salvezza, di sicuro per questa squadra. Intanto una conclusione di Bentivoglio, qui si fa rivedere il Chievo che fino al 35esimo non aveva combinato praticamente quasi nulla. Bentivoglio tiro fuori, 38esimo, quindi 3 minuti più tardi si fa vedere anche Machinwa, mentre rivediamo la conclusione sballata di Simone Bentivoglio e la sua disperazione. Ecco qui il pallone tra i piedi di Vincenzo Italiano, la sua verticalizzazione, l'ottimo lavoro di Sergio Pellissier che viene contrastato, e il tiro di Machinwa al 39esimo. Eravamo già nel 39esimo minuto, 38 minuti 10 secondi per essere proprio precisi. Rivediamo anche la conclusione di Machinwa, che ha fatto il suo esordio con la maglia giallo-blu contro la sua ex squadra. Qualche protesta per un paio di contatti in aria, per fortuna l'arbitro non ci ha messo delle sue e quindi non è stato assegnato di rigore alla Regina nonostante le tantissime proteste. Vedete qui il contatto, lo definiamo così, insomma spinge uno, spinge l'altro, spinge Corradi, spinge Mandelli e lo stesso succede poco dopo al 44esimo, un'altra trattenuta, o comunque insomma qui viene dato ancora una volta fallo in attacco. Yepes vorrebbe addirittura il cartellino, credo che il cartellino arriverà anche per Corradi che protesta. Comunque non succede nulla, l'arbitro D'Amato non va a condizionare in senso negativo questa partita, ma non è ancora finita, non abbiamo ancora visto tutto fino a questo momento. Un Chievo insomma un po' deludente, ma guardate cosa succede in pieno recupero, la palla per Vincenzo Italiano, la fucilata, il gol di Vincenzo Italiano, gol. Vincenzo corre in panchina, lui che insomma non ha gradito le ultime scelte di Mimmo Di Carlo, è stato comunque in silenzio, anche se Radio Mercato si è accesa anche sul futuro di Vincenzo, che va a firmare un gol fondamentale. Regina battuta, adesso lo rivedremo da tutte le angolazioni. Qui è uno schema con Italiano che ci prova una botta decisiva, come decisivo fu il suo tiro all'andata, ricorderete 2-1 la vittoria del Chievo di Iachini, proprio con uno schema molto molto simile, anche se il tiro non era da questa distanza, e in quell'occasione Campagnola ci mise del suo. Qui invece direi che è stato bravissimo Vincenzo a firmare il gol vittoria. Chievo dunque che stacca la Regina, attende le partite di domani, ma intanto può ritornare a Verona con molta serenità, perché questo è un risultato fondamentale, anche se insomma Di Carlo ha forse evitato di rischiare, ma ha anche rischiato troppo poi in un certo senso. In ogni caso guardiamo invece le cifre, perché Di Carlo va applaudito per questo successo, bisogna essere chiari, bisogna guardare il risultato finale, sono 3 punti fondamentali. Dunque ha avuto ragione Mimmo Di Carlo, ci sono state comunque conclusioni in porta, come vedete 4 per il Chievo, 3 tiri fuori, possesso di palla che è stato vinto dai giallo-blu. La Regina ha giocato tutto il secondo tempo in 10, ma va benissimo così.